Nicoletta Verna con I giorni di vetro Einaudi Editore ha vinto la 35esima edizione del premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte. A Emanuela Badessa con La suggeritrice, a Nadia Terranova con Quello che so di te, gli applausi del pubblico. A Silvana Laspina il premio alla carriera. L'evento è stato organizzato dal Comune di Grotte in collaborazione con l'Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana e si è svolto lo scorso 30 agosto nella piazza Umberto I. La manifestazione ha visto un'ampia partecipazione di pubblico condotta da Carmelo Annone e Simone Cangelosi, intervallata da intermezzi musicali del maestro Fabrizio Chiarenza con il soprano Giusy Massimino. L'amministrazione comunale ha voluto dedicare l'apertura del premio Racalmare 2025 allo scrittore Andrea Camilleri nel suo 100° anniversario della nascita, una figura molto legata al premio Racalmare Sciascia, allorquando nel 20 gennaio del 2003 gli venne consegnato il premio per tutta la sua produzione letteraria. In merito è stata anche proiettata un'intervista rilasciata al giornalista Felice Cavallaro. Sì, questa è la 35esima edizione del premio Racalmare Leonardo Sciascia Città di Grotte. Con orgoglio ancora una volta siamo riusciti ad organizzare una bella manifestazione con un presidente, una giuria tecnica e soprattutto le 3 autrici finaliste di rilievo nazionale. Questo ci rende contenti e particolarmente felici ancora una volta per essere riusciti a realizzare una manifestazione così importante non solo nell'ambito provinciale ma io direi regionale e anche oltre. È un importante appuntamento culturale questo di Grotte che onora ovviamente un grande della cultura che c'è. Ma Sciascia ha scelto di essere il primo presidente di questo premio. Noi abbiamo avuto la fortuna all'inizio di avere a Grotte contemporaneamente letterati come Sciascia, Consolo, Bufalino, Camilleri e questo la dice lunga sull'importanza del premio e sulla qualità che ha sempre connotato la realizzazione di questo premio. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo di proseguire questa tradizione così importante, questa tradizione così bella per il nostro paese che ci qualifica sotto l'aspetto culturale in maniera molto importante. Ecco, anche un premio speciale questa sera. Sì, questa sera ci sarà il premio speciale alla Silvana Laspina, un'autrice importante, un'autrice che ha scritto tanti libri nella sua vita, ma la premiamo questa sera per un libro in modo particolare. Poi abbiamo la presenza, dicevo prima, di 3 autrici importanti, Badessa, Verna e Terranova, che rappresentano 3 figure di rilievo nel panorama della scrittura nazionale. E un presidente, il professore Castelli dell'Università di Catania, che insieme alla giuria tecnica è riuscito a individuare dei libri molto belli, molto importanti. È stato difficile individuare i testi premiati? È stato difficile solo perché l'offerta di libri, di opere quest'anno era particolarmente ricca, quindi la selezione finale ha tenuto conto di una rosa molto ampia e devo dire c'erano tante opere di qualità, quindi ben venga la ricchezza, poi alla fine si deve arrivare comunque a una scelta e pensiamo insomma di aver individuato 3 opere molto Immagino che i testi selezionati saranno stati tanti. I testi selezionati, sì, siamo partiti da una rosa molto ampia, di una trentina di autori e di opere per arrivare poi alla terna finale, di autrici, tutte autrici, e anche questo è un segnale molto interessante, no? Non tanto della novità, perché autrici nel panorama della letteratura italiana ce ne sono tante, però le novità secondo me vengono proprio soprattutto dalle scrittrici. Ecco, parliamo di questa esperienza e di questo appuntamento che la vede appunto finalista e le caratteristiche del suo testo, cosa racconta e potrebbe anche vincere. Allora, il mio romanzo è ambientato durante il fascismo in Romagna, è la storia incrociata di 2 donne i cui destini sono inizialmente separati, ma poi via via, per indizi sempre più evidenti, andranno ad incrociarsi. È una storia di vittime della violenza, della guerra e però anche di rivalsa e di riscatto. Sì, oggi è un bel momento per la nostra comunità di Grotte, è la 35esima edizione del premio letterario
premio Racalmare Leonardo Ciacia Città di Grotte. È un premio che la nostra comunità vive con orgoglio, un premio nella memoria di Leonardo Ciacia, che è stato l'ideatore e il fondatore di questo premio. Siamo giunti alla 35esima edizione e rispettiamo lo spirito ciaciano del premio, quindi è un premio dove si instaura una circolarità tra la giuria popolare e la giuria tecnica, e quindi adesso oggi avremo l'ultimo momento importante, che è quello appunto della consegna del premio. Ecco, lei è una prescelta dei 3 premiati che concorreranno al titolo qui al premio Racalmare? Sì, con il romanzo La suggeritrice. Sono molto felice di essere qui perché sono interna con 2 colleghe che sono anche 2 amiche e 2 grandissime scrittrici. Potrebbe anche vincerlo il premio. Non penso che lo vincerò, ma sarebbe molto bello. Comunque sia, la cosa più importante è esserci. Ecco, a cosa si ispira il suo libro? Il mio libro è la storia, copre un lungo periodo, dagli anni 50 agli anni 80, è la storia di una lunga amicizia tra 2 donne. Una fa la pianista accompagnatrice e l'altra è una ballerina. Parla di arte, di musica e soprattutto di amicizia. Lei è una delle 3 finaliste del premio Racalmare. Con il suo libro cosa parla e a cosa si ispira? Quello che so di te è il mio 4º romanzo, racconta la storia di Venera, la mia bisnonna, che è stata internata in manicomio nel 1928, nel manicomio Lorenzo Mandalari di Messina, e racconta la connessione tra me e lei attraverso innanzitutto i sogni e poi la ricerca storica, la ricerca di archivio. Quindi ha vissuto in maniera diretta questa esperienza e l'ha messa su carta? Sì, mi sono occupata a partire da questa memoria. In realtà non ho mai conosciuto la mia bisnonna, della realtà manicomiale siciliana, e da un'indagine familiare è diventata un'indagine sociale. Cosa l'ha spinta a scrivere questa storia un po' autobiografica? Il desiderio di raccontare la storia delle donne nel Novecento e di raccontare anche gli aspetti più crudi. Silvana Laspina, lei oggi riceve un premio speciale qui a Grotte per la serata finale del premio Racalmare. Sì, forse per la tradizione che cerco di proseguire di questi grandi autori. Come donna riesco a continuare una tradizione, mi sono inserita nella tradizione siciliana. Con l'idea di scrivere un libro proprio su Ciacia, un libro giallo, insomma, un po' Sì, giallo. no, mi sembrava il caso, era uno strumento per poter raccontare di lui, il suo ambiente e le sue amicizie. E proprio poiché sapevo tante cose di questi amici, quindi volevo raccontare quegli umori di quegli anni. Rosalina Marchetta qui a Grotte per il 35esimo premio Racalmare, un evento culturale importante sostenuto anche dalla Regione. Buonasera. Il premio Racalmare Leonardo Ciacia non è soltanto un premio letterario, ma è un ponte vivo con lo scrittore, che ritengo il più bravo del Novecento. Ecco, voi sostenete fattivamente il premio letterario Città di Racalmare, un premio giunto alla 35esima edizione? Sì, abbiamo raccolto positivamente l'invito da parte dell'amministrazione e di chi ha organizzato questo premio, che come poc'anzi detto è giunto alla 33esima edizione e che regala sempre emozioni, non solo per il parterre, numerosissime persone che partecipano, ma anche per la qualità soprattutto degli scrittori. Per quanto riguarda Grotte, si dimostra essere la culla insieme a Racalmuto degna del nome di Ciacia, specialmente in quest'anno che Agrigento celebra Agrigento capitale della cultura, e soprattutto nell'anno del centenario del più grande scrittore del Novecento, che è Andrea Camilleri, a cui il nostro Dipartimento dedicherà un ricco e fitto programma che inizieranno dal giorno 2 e così fino al 31 dicembre di quest'anno 2025.